essere. Esploso all'esterno del K3, la sede storica della Lega Trevigiana, Villorba, vigili del fuoco, artificerie e Digos sul posto. Una seconda bomba è stata fatta brillare, nessun ferito. Una rivendicazione anarchica in un documento sul web, indagini serrate della polizia. Il secondo ordigno era stato preparato per colpire dopo l'esca della prima bomba carta. Immediate le reazioni, Zai ha fatto gravissimo, Salvini non ci fanno paura e non ci fermeranno. Questa sera speciale 20:10 dopo il TG di Treviso con approfondimenti, collegamenti e ospiti. Anche una vittima veneta tra le 38 croci del terribile disastro di Genova, un camionista vicentino nativo della Sicilia ma da anni residente nella provincia berica. Intanto il governo conferma di voler revocare la concessione ad Autostrade senza aspettare l'inchiesta, ma rischia di pagare un indennizzo record e il titolo Atlantia dei Benetton sprofonda in borsa. Aperta un'inchiesta sul tragico incidente avvenuto ieri a Cimadolmo, un Piper ha toccato e tranciato i cavi dell'alta tensione schiantandosi al suolo, 2 vittime, il pilota e un'amica che era con lui. Dedicata a Genova il tragico crollo del ponte, la festa dei fuochi di Ferragosto in Prato della Valle, il comune di Padova apre un conto corrente per raccogliere fondi per la città ligure. Donano il sorriso a chi soffre negli ospedali, loro sono i clown in corsia, siamo andati a conoscerli. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura alla cronaca, l'avete sentito dai titoli, paura a Treviso per un ordigno esploso davanti alla sede del K3, storica sede della Lega Trevigiana, a Fontane di Villorba. Vigili del fuoco, artificieri e Digos sul posto ed è stata scoperta anche una seconda bomba fatta brillare sul posto. Sentiamo i dettagli nel primo servizio. Una bomba carta è esplosa all'esterno della sede della Lega a Villorba. Un'altra, di potenziale più elevato ed in grado di ferire, è stata fatta brillare dagli artificieri della Polizia di Stato. Non ci sono feriti, ma ci potevano essere. A quanto è dato sapere, il primo ordigno doveva essere una trappola. La bomba più potente era la seconda ed era quella destinata alle forze di polizia o a qualche persona che all'interno della sede della Lega avesse sentito lo scoppio della prima bomba e fosse andato a vedere cosa fosse successo, innescando l'ordigno in grado di ferire. In quanto alla rivendicazione, il volantino è firmato da una sigla anarchica, la cui autenticità è presa in considerazione dagli inquirenti. Gli ordigni, posizionati a pochi passi dallo stabile, erano stati messi nella rampa della scala di emergenza dietro la sede del partito, conosciuto in città come K3. A Fontane di Villorba hanno operato gli artificieri che hanno provveduto al disinnesco del secondo ordigno. Oltre alla Polizia di Stato, sul posto anche i Vigili del Fuoco con l'unità chimico-batteriologica e il 118. Dalle prime informazioni, il primo ordigno, la bomba a carta, sarebbe esplosa alcune notti fa, probabilmente domenica 12, e il botto non sarebbe stato sentito da nessuno. Sarebbe arrivato però un volantino in questura che invitava la polizia ad andare nella sede della Lega dove erano state piazzate le 2 bombe. I dirigenti della Lega, tra cui l'ex sindaco di Treviso Giampaolo Gobbo, sono arrivati in sede per consentire alla polizia di entrare nello stabile ed appurare che non vi fossero altri ordigni. C'è stata una rivendicazione e tutto è partito dalla rivendicazione. Adesso ci hanno chiamato per verificare ed entrare, ma dietro non siamo stati, quindi non sappiamo cosa ci sia e cosa non ci sia. Chi è che ha lanciato l'allarme? Ma evidentemente chi ha ricevuto la rivendicazione e dopo si è partito tutti, si andai a vedere, a verificare. Purtroppo sappiamo bene purtroppo come funzionano le cose in certi momenti storici, quindi non è uno sgomento, certo che è un'ulteriore preoccupazione evidente di quello che si sta facendo e quello che si è fatto.
Esprimo la mia più ferma condanna per l'attentato alla sede della Lega di Treviso, si sia trattato di un atto dimostrativo della volontà di far del male, di ordigni ad alto potenziale oppure no, poco importa, si tratta comunque di un atto gravissimo, speriamo non il primo di una possibile inquietante spirale, lo afferma il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia commentando il grave atto compiuto all'esterno del K3, un bruttissimo segnale, prosegue Zaia, contro quella che non è soltanto la sede storica di un movimento di un partito, ma anche un luogo dove i cittadini e i militanti si ritrovano per un confronto che sempre deve essere aperto, franco e democratico. Da noi è così, se qualcuno altro vuol far prevalere altri linguaggi sappia che troverà sempre una ferma e condivisa opposizione democratica. Queste le parole del governatore del Veneto Luca Zaia, che sarà ospite in diretta del telegiornale di Treviso a partire dalle 19:30 e c'è anche una reazione di Matteo Salvini. Una bomba rudimentale è esplosa di fronte alla sede della Lega di Villorba, un'altra è stata trovata inesplosa, cercano di fermarci ma violenti e delinquenti non ci fanno paura, andiamo avanti più forti di prima, hashtag io non mollo, è questo il tweet del Ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. E sentiamo ora nei prossimi servizi le reazioni raccolte da Nicola Marcato appunto davanti alla sede della Lega. Cominciamo dal deputato del Carroccio Dimitri Coin. Beh, un fatto che dimostra che la situazione va tenuta sotto controllo in maniera assolutamente seria, che il livello si è alzato e da quello che si legge anche sui siti anarchici si capisce chiaramente che non è una cosa esclusivamente locale. Treviso, questo va tenuto in mente sempre, per la Lega è una città simbolo e quindi l'attacco è puramente politico. Io personalmente sto attento da parecchio tempo, da quando sono venuti 2 volte in casa e sicuramente adesso monitoreremo di più anche la sede, installeremo anche delle telecamere assolutamente efficaci in maniera seria per riuscire a monitorare il tutto. Poi è chiaro che fatto una volta magari è più difficile che si ripeta, però non è mai da sottovalutare nulla. Ed ora le parole del sindaco di Treviso Mario Conte. Non è sicuramente una provocazione, ma era un gesto per far male, quindi credo sia frutto di questo periodo particolarmente teso nel mondo politico e quindi credo che sia necessaria una riflessione da parte di tutti. L'asticella della tensione, dello scontro politico si è alzata di molto e a livelli anche troppo pericolosi, direi. Commento anche dalle altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle del Veneto esprime una ferma condanna nei confronti dell'attentato ai danni della sede della Lega. Il confronto politico non può e non deve travalicare in atti di violenza in nessun caso, scrivono i 5 Stelle. Riteniamo che il livello di tensione sociale e politica raggiunto in Veneto e nel Paese debba condurre ad una maggiore responsabilità da parte di tutte le forze politiche in modo da riportare il dialogo nell'alveo delle normali dinamiche di una democrazia sana e partecipata. L'attacco subito in queste ore dalla Lega di Treviso con l'esplosione di un ordigno ci indigna come partito di militanti che vivono l'appartenenza ad una comunità come motivo di impegno sociale. Questo il commento del Movimento 5 Stelle del Veneto. E sull'episodio di Treviso interviene anche il Partito Democratico, un episodio come questo ci riporta indietro nel tempo ad anni bui in cui la contestazione si trasformava in violenza inaccettabile e colpiva i militanti, vero motore delle forze politiche. Come Federazione Provinciale del Partito Democratico di Treviso, pur nella netta diversità del nostro agire politico e programmatico, esprimiamo la nostra completa solidarietà
solidarietà nei confronti dei militanti e dei dirigenti della Lega. La magistratura accerterà le responsabilità e siamo certi che non lascerà impunito questo gesto squadrista di intimidazione. Queste le parole di Giovanni Zorzi, segretario provinciale del PD di Treviso, e di Leone Cimetta, vice segretario provinciale del PD appunto del capoluogo della Marca. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata appunto a questi due ordigni che sono stati trovati davanti alla sede della Lega di Treviso. Torniamo a parlare del dramma a Genova, perché c'è anche un vicentino tra le 38 vittime dell'inferno di Genova. Si tratta di Vincenzo Licata, 58enne residente a Vicenza, piccolo trasportatore che proprio in quel giorno si è trovato a transitare sul Ponte Maledetto. L'angoscia dei familiari e i vani tentativi di chiamarlo sperando di trovarlo ancora in vita nel servizio. Noi abbiamo provato a chiamarlo, tutto il resto, però non rispondeva. Comunque dalle immagini qualcosa avevamo intuito, poi non rispondendo sapevamo che la tratta era quella e speravamo sempre che fosse vivo. C'era anche lui nell'inferno di cemento e lamiere di Genova, Vincenzo Licata, 58 anni, autotrasportatore, originario di Grotte in provincia di Agrigento, ma vicentino d'adozione dalla fine degli anni '80. Una speranza che si è infranta irrimediabilmente quando a suonare alla porta di casa sono arrivati gli agenti della polizia di Vicenza, che hanno comunicato alla famiglia che Vincenzo non ce l'aveva fatta scampare al crollo del Ponte Morandi. Si è trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Doveva rientrare quando? In serata, perché era comunque Ferragosto, voleva approfittare degli ultimi giorni prima delle feste, poi doveva stare a casa un paio di giorni per stare con mia mamma. Era partito lunedì per quello che doveva essere l'ultimo viaggio prima di Ferragosto. L'impegno di quel giorno della cooperativa di trasporti di cui era socio era un carico d'acqua dal Piemonte al Livorno, passando per quel maledetto ponte, una strada che conosceva bene, ma il destino questa volta ha deciso per lui. Una cooperativa aperta da non molto, dopo anni come dipendente pubblico alle Poste di Vicenza, il miraggio della pensione per poi potersi dedicare alla sua passione. Amava la musica, infatti lo conoscono tutti, tantissime bande, Vicenza, Verona, alla Dunata degli Alpini andava sempre. In serata la moglie Filomena Mulè con i figli Laura e Stefano, 30 e 26 anni, e il nipote Salvatore Mulè partiranno alla volta di Genova per i funerali di Stato, poi il rientro a Grotte nella sua amata Sicilia, ma non mancherà una cerimonia in suo ricordo anche per tutti gli amici di Vicenza che lo conoscevano. Lo stesso primo cittadino Francesco Rucco ha espresso le proprie condoglianze e quelle dell'intera città alla famiglia di Vincenzo Licata. Intanto il governo conferma di voler revocare la concessione ad Autostrade senza aspettare l'inchiesta, ma rischia di pagare un indennizzo record, ed intanto il titolo Atlantia dei Benetton sprofonda in borsa. Smettetela di cavillare e aprite il portafogli. Per i morti, per i feriti e per la comunità di Genova. Siccome l'anno scorso Autostrade per l'Italia ha fatto un utile di più di 1 miliardo di euro, penso che se si toglieranno di tasca, soprattutto i grandi, quelli che poi fanno lezioni agli italiani, una parte di questo 1 miliardo di euro in minimo risarcimento economico, sociale e morale del danno che hanno causato, saremo tutti più sereni a ridiscutere di burocrazia e di concessioni. Il disastro e la guerra politica. Il nuovo round dello scontro tra il governo e Autostrade per l'Italia e la holding dei Benetton Atlantia, che controlla la società, arriva quando il vice premier Salvini tra le macerie attacca. Mi aspetto che già da oggi Autostrade sospenda il pagamento del pedaggio. Poco dopo arriva la nota di Autostrade sulla base della sollecitazione del sottosegretario Rixi, e per favorire lo svolgimento delle preziose attività di soccorso Autostrade per l'Italia annuncia che le ambulanze non pagheranno più il pedaggio sulla propria rete. La decisione ha effetto immediato. Ma è solo l'ultimo capitolo di un botta e risposta partito da subito e ufficializzato quando ieri il premier Conte ha dichiarato l'intenzione di revocare la concessione, al di là dei risultati futuri dell'inchiesta. Revoca, con il rischio di penali e un indennizzo miliardario, fanno sapere da Autostrade, che attacca. Un annuncio in carenza di qualsiasi previa contestazione specifica alla concessionaria e in assenza di accertamenti circa le effettive cause dell'accaduto. Le modalità di tale annuncio, hanno continuato da Autostrade, possono determinare i riflessi per gli azionisti e gli obbligazionisti. E in effetti per il titolo Atlantia è un'altra giornata nera in borsa, con il titolo a meno 17%.
suonano come incredibili, fredde, lontane, burocratiche le parole dei responsabili delle aziende che hanno portato a questo disastro, che si occupano di penali, di risarcimenti, di concessioni, di cavilli burocratici. Altra replica di Autostrade. I manager e tutti gli uomini e le donne del gruppo sono i primi interessati alla ricerca delle verità sulla tragedia e con questo obiettivo stanno collaborando attivamente con le autorità competenti. Ma l'attacco del governo non è finito. Questa roba si è fatta in passato perché legalmente si finanziavano le campagne elettorali a destra e a manca. A me non l'ha pagata i Benetton la campagna elettorale e quindi abbiamo la libertà di poter recedere da questi contratti. Grazie a tutti. E mentre Matteo Renzi parla di bugie e sciacallaggio del Movimento 5 Stelle, Autostrade ribadisce di aver sempre correttamente adempiuto ai propri obblighi di concessionario e si dice pronto a ricostruire il ponte entro 5 mesi. Ma questa è una guerra tutt'altro che conclusa. E dopo il crollo di Genova, il punto sugli altri manufatti, sulla Padova-Venezia sono 80 tra viadotti, ponti e cavalcavia, monitoraggio affidato al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Padova. Parola d'ordine manutenzione. I resti del ponte Morandi a Genova e il loro carico di morti sono il simbolo di un'opera che non può più essere rimandata, a partire da alcuni punti fermi. Manufatti simili non sono eterni e possono subire varie tipologie di attacchi. C'è un attacco che colpisce il calcestruzzo e quindi si tratta di attacco di natura chimica derivante da o attacchi di cloruro o attacchi di solfati, ovvero attacchi dovuti alla carbonatazione del materiale, che quindi via via aggredisce la parte più esterna delle sezioni del calcestruzzo fino a poter raggiungere e superare anche le armature metalliche. Mentre l'armatura metallica, una volta che appunto venga raggiunta dall'atmosfera esterna, va in corrosione. L'aspetto della fatica è un altro importantissimo aspetto, perché riguarda il fatto che le resistenze dei materiali, quindi sia del calcestruzzo sia dell'armatura metallica, possono crollare in relazione a questi cicli di fatica. Opere realizzate 50 anni fa che sopportano carichi soprattutto di traffico impensabili e il calcestruzzo, ricorda il professore, non è eterno. 50, 60 anni, ripeto, però dipende anche da come viene protetto il calcestruzzo, quindi questo numero di anni può essere anche aumentato se c'è una buona protezione. È chiaro che se la protezione non c'è, i numeri diventano questi. Si dice che il calcestruzzo può durare un 100 anni. Certo, però devi sempre starci dietro con la manutenzione. Circa 80 il numero di ponti, viadotti e cavalcavia lungo i 77 km della CAV, concessioni autostradali venete, tutti tenuti sotto costante monitoraggio grazie a un accordo sottoscritto proprio con il Dipartimento di Ingegneria Civile del BO. Un tipo di incarico del genere, quindi di controllore di un'opera, deve essere dato a un ente che sia in qualche maniera non direttamente interessato. Torniamo ora in provincia di Treviso con l'incidente aereo che si è verificato ieri pomeriggio a Cimadolmo. L'Ente Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta sulla tragedia costata la vita a 2 persone. Sentiamo. Si era alzato dall'aviosuperficie grave di Papadopoli poco dopo le 18:30 del pomeriggio di Ferragosto per un volo panoramico nella giornata di festa. Un'escursione durata pochissimo. Pochi minuti dopo il decollo a Cimadolmo, all'altezza di via Lungo Piave Inferiore, il velivolo, un Piper PA-18 degli anni 70, ha urtato i cavi dell'alta tensione e si è schiantato al suolo sul greto del Piave prendendo fuoco. Nulla da fare per i 2 occupanti, Matteo Passerella, pilota, e Ornella Pilot, passeggera, entrambi 46enni residenti a Villorba. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Treviso e Motta di Livenza, i carabinieri di San Polo di Piave, di sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei 2 occupanti. Matteo Passerella, una grande passione per il volo ereditata dal padre, pilota anch'egli, era esperto ed aveva una perfetta conoscenza del Piper di famiglia che aveva imparato a pilotare fin da ragazzo. Dolore e sgomento all'aviosuperficie della fondazione Jonathan Collection di Nervesa, dove Matteo Passerella ed ancor più suo padre Vittorio erano di casa. Sicuramente un pilota che aveva l'esperienza più che sufficiente per controllare quel tipo di aeroplano. Ovviamente non era un pilota professionista come non lo sono io e come lo sono anche i nostri amici che voliamo per diletto, ma l'esperienza che lui aveva per il controllo dell'aeroplano era sicuramente all'altezza
per lui sicuramente in grado di controllare l'aeroplano, quindi ritengo che non sia stato un errore di pilotaggio. Purtroppo, secondo me, il dramma è quello di non essersi accorto che c'erano dei fili che ovviamente una volta che li ha impattati questo non ha più permesso di controllare l'aeroplano. Spetterà ora all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che ha aperto un'inchiesta, accertare cause e dinamica della tragedia. Oggi i tecnici dell'ente erano in sopralluogo a Cimadolmo. Dai primi accertamenti e dalle testimonianze di chi ha assistito all'incidente pare che fatale sia stato l'impatto con i fili dell'alta tensione tranciati dal velivolo. E sono stati attimi di paura ieri a Cimadolmo, con i cavi dell'alta tensione tranciati dal velivolo ed ancora allacciati alla rete elettrica, che sono piombati sulla carreggiata. Sentiamo. Tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia il sindaco di Cimadolmo, Giovanni Ministeri, che si trovava proprio nell'area delle Grave del Piave ed ha visto la colonna di fumo alzarsi dal greto del fiume. Era una colonna di fumo nero, come dicevo prima, intensa, che non riuscivo a capire di cosa si trattasse, anche perché nella posizione che era quasi sul greto del fiume, da una parte che era difficilmente accessibile. Infatti abbiamo chiesto poi aiuto a qualcuno che conosce meglio di noi forse le Grave, e di là sono riusciti ad arrivare a far entrare i primi soccorso come i vigili del fuoco, il personale del SUEM, il personale dell'ambulanza e tutti, ma purtroppo abbiamo capito subito che era un incidente talmente grave che non c'era nulla da fare. Un'area isolata delle Grave in mezzo alla vegetazione, quella nella quale è precipitato il Piper, una zona quindi fortunatamente non frequentata dai numerosi bagnanti che in queste calde giornate frequentano il Piave, ma a far temere il peggio sono stati i cavi dell'alta tensione ancora collegati alla rete elettrica, finiti sulla strada dopo essere stati tranciati dal velivolo. La nostra paura era proprio quando abbiamo visto posizionato sulla carreggiata, per l'intera carreggiata e appoggiato ai due guardarelli, abbiamo visto il cavo che in realtà ancora fumava e metteva scariche elettriche. Infatti abbiamo messo immediatamente al sicuro quella situazione, anche perché c'erano macchine che passavano, persone con bambini in bicicletta. L'importante era in realtà mettere in sicurezza che nessuno si avvicinasse più di tanto, sia dove c'era caro che a toccare i guardarelli, perché la nostra paura era quella che le emissioni di scariche elettriche potessero, qualcuno che si appoggiava a guardarelli poteva essere folgorato. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra poco. Viso. Dedicata a Genova e al tragico crollo del ponte, la festa dei fuochi di Ferragosto in Prato della Valle a Padova. Sentiamo. È la notte più lunga dell'estate per la città di Padova. Ferragosto significa fuochi in prato e anche quest'anno migliaia di persone hanno affollato la piazza in attesa di uno spettacolo che si è rivelato magico. Ma il velo di tristezza e di sconcerto che ha colpito tutta l'Italia non poteva essere lontano dalla spensieratezza di questi attimi. Un momento di raccoglimento per le vittime, ma Padova ha scelto di essere vicina a Genova anche in modo concreto e lo ha fatto lanciando un'iniziativa annunciata sul palco dall'assessore alle attività produttive Antonio Bressa. Il pensiero in questi giorni è rivolto a quanto accaduto a Genova, a quel disastro del ponte che è crollato. Vogliamo annunciarvi questa sera come amministrazione comunale di Padova che da domani mattina sarà aperto un conto corrente intestato al Comune di Padova, dove raccoglieremo fondi che invieremo ai nostri colleghi dell'amministrazione comunale di Genova perché siano messi a disposizione delle famiglie, delle vittime, degli sfollati, anche per contribuire alla ricostruzione di quella zona. Sul sito Padovanet proprio in queste ore saranno messe a disposizione di tutti le coordinate di un conto corrente, i cui fondi saranno girati all'amministrazione comunale di Genova, perché dopo il pianto inizi la stagione del fare e soprattutto del fare bene. Ed ora parliamo di un'attività di volontariato che coinvolge l'ospedale di Padova. Ci sono io, c'è la Susanna, la Federica, il Luca, Francesca, Matteo, la Flaminia, la Kiss, Giorgio, l'Annessi, tantissimi, più di 40. Accanto a medici e infermieri ci sono anche loro, clown di corsia, clown dottori, uomini e donne che impiegano una parte del loro tempo per regalare un momento di svago, di sollievo, di distrazione a chi si trova in ospedale. Età diverse, diverse idee, ma una caratteristica che li accomuna in maniera fortissima, il sorriso.
Quanto tempo viene qui? E ogni quanto tempo? Circa un anno, una volta alla settimana. E cosa fa con i bambini? Li faccio ridere. Secondo me, se ognuno facesse qualcosa di volontariato nel mondo, sarebbe un mondo migliore. Chi avete fatto questa scelta? La scelta è bellissima, proprio viene dal cuore. E tutto quello che si dà, cioè, sembra pochissimo perché si riceve un mondo indietro dopo, proprio per dare un sorriso, proprio per portare un sorriso. E cosa sta ricevendo? Tanto, molto più di quello che do. Sì, sorrisi, soprattutto sorrisi. Può essere pediatria o geriatria, il loro obiettivo è sempre uno: riuscire con delicatezza, dicono, ad accompagnare per un attimo i pazienti in un luogo immaginario diverso da quello che li ospita. Un luogo che non sappiamo bene dove si trovi, né è sempre facile arrivarci, non sempre ci riusciamo, confessano, assicurando però che il sorriso di un bambino o di un nonno è una delle cose più belle che ci siano al mondo. Presentata la seconda edizione di TEDx Cortina, il grande ritorno di un format che nel 2017 ha trasformato la Regina delle Dolomiti in un palcoscenico di innovazione e di idee. Domani, 17 agosto, 10 speaker tra produttori musicali, giornalisti, medici, imprenditori d'eccellenza, visionari, costruttori del futuro saliranno sul palco per promuovere talento e buone pratiche, ma soprattutto per dare origine a nuove contaminazioni. L'Innovation Hall presenta 10 start-up e vuole essere una cassa di risonanza per l'intero evento. Scopriremo cosa hanno pensato, creato e realizzato queste giovani imprese, ha detto il presidente di TEDx Cortina. Creeremo engagement con i passanti che potranno vivere l'emozione di una discesa virtuale lungo la pista olimpica di bob creata da un ragazzo cortinese, provare una cintura che sostituisce i cani per i non vedenti, fare virtualmente un sacco di sport restando fermi in piazza Angelo di Bona. Queste quindi le dichiarazioni del presidente. Ed era questa anche l'ultima notizia per l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo questa sera a partire dalle 20:10 l'edizione dello speciale dedicata alla cronaca di cui vi abbiamo parlato in apertura di telegiornale, e cioè al ritrovamento di questi ordigni, uno esploso, l'altro inesploso davanti alla sede della Lega di Treviso. È tutto dunque, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo in prevalenza stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore tempo via via più instabile sui settori alpini, con qualche breve acquazzone di calore. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 33 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 32 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una bellissima giornata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione, salvo per isolati acquazzoni al pomeriggio, specie sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 17 gradi circa, valori massimi compresi invece tra 31 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.